Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee Persone. Un caro saluto innanzitutto a tutti i nostri telespettatori numerosissimi che so che ci seguono con tanto affetto e anche con tanta critica. Questo mi fa piacere perché ci permette di essere sempre sul pezzo, sempre ultra competitivi. Come sapete agiamo in regime di par condicio, anche se questa è una trasmissione culturale, però comunque abbiamo deciso di essere coerenti con le altre nostre trasmissioni. Allora, oggi parleremo essenzialmente di argomentazioni di carattere nazionale a livello politico e ovviamente anche delle tendenze europee, perché è giusto secondo me che chi decide di votare un partito o un altro ovviamente abbia anche un dimensionamento di quelle che possono essere le preferenze politiche dei partiti italiani, perché ovviamente votare per l'Europa è una cosa completamente diversa rispetto a quelle che sono le preferenze nazionali. Questi argomenti quindi li vorrei discutere con i nostri graditissimi ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Claudio Beltramello, che è il referente della Sanità e Sociale Veneto per il Partito Democratico, nonché professore universitario. Buonasera. Benvenuto dottore. Grazie. Poi abbiamo invece a seguire la dottoressa Isabella Dotto, che è candidata alle europee per Fratelli d'Italia, nonché assessore per la trasparenza del Comune di Vicenza. Buonasera a tutti i telespettatori. Poi abbiamo invece Simone Borile del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Anche lei è professore universitario, però non è candidato. No. Attualmente non è candidato. Poi abbiamo invece Igor Rodeghiero, che è invece il candidato sindaco. Buonasera a tutti voi. Per il comune di Fontaniva, che è un comune in provincia di Padova, per la Lega. Benvenuto. E da ultimo, ma non per ultimo, l'onorevole Roberto Caon, Camera dei Deputati, Forza Italia. Benvenuto. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Bene, ecco, nelle puntate precedenti abbiamo visto che abbiamo fatto una cosa un po' particolare: come avvicinare la politica ai cittadini. Ecco, entriamo un po' più nel dettaglio, cerchiamo di capire chi sono i nostri politici, perché magari non li conosciamo le tendenze politiche del partito che li rappresentano, le idee diciamo, che vengono poi magari certe volte anche definite a livello nazionale. Però entriamo più nel dettaglio, scopriamo un po' di più dei nostri candidati, dei nostri amici della politica. Quindi ovviamente partiamo con 2 minuti. Dottor Beltramello, ci vuole raccontare un po' di lei? Va bene, buonasera di nuovo. Allora, sono, come detto, un medico, mi occupo di organizzazione e sanità dei servizi sanitari e dei sistemi. Ho lavorato anche all'estero, 7 anni, 3 all'Organizzazione Mondiale della Sanità e 4 in Africa, quindi mi sono occupato della sanità globale, quindi di questi paesi. Dal punto di vista personale, la mia storia è una storia che nasce dal volontariato, fin da giovane, poi mi sono dedicato molto ovviamente anche a divertirmi in modo molto sano attraverso gli sport e ho ancora la passione del windsurf che faccio quando c'è la bora qui a Sottomarina oppure in giro per il mondo nei momenti di vacanza. Sono diventato papà da poco, ho una bambina di 4 mesi, si chiama Sole e con la mia compagna stiamo vivendo questo momento molto, molto bello e nuovo. Come in politica sono stato candidato sindaco a Castelfranco Veneto 4 anni fa, ho perso al ballottaggio per l'1% purtroppo, quindi sono consigliere di minoranza a Castelfranco Veneto e metto al servizio del Partito Democratico le mie competenze nella sanità e nel sociale, coordinando il gruppo di lavoro della segreteria regionale per appunto approfondire le tematiche sulla salute. Dottore, scaldiamo un po' i muscoli. Se i suoi amici dovessero definirla, con quale aggettivo la potrebbero definire? Un generosissimo rompiscatole. Quindi in maniera già in genere uno ci pensa, lei invece è deciso a... Va bene. La verità subito. Va bene, dottore, la ringrazio. Bene, abbiamo esaurito il tempo. Dottoressa Dotto, anche per lei l'occasione, anche per lei 2 minuti, si vuole presentare. Sì. Allora, buonasera di nuovo a tutti i telespettatori, mi chiamo appunto Isabella Dotto, io ho studiato giurisprudenza presso la facoltà di Parma, una volta che mi sono laureata ho iniziato a lavorare presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa come pubblico ministero onorario. Ho fatto parte della categoria della magistratura onoraria per ben 15 anni e poi successivamente ho espletato la funzione pubblico ministero onorario anche presso la Procura della Repubblica di Vicenza.
Successivamente ho iniziato a collaborare in Consiglio regionale del Veneto con il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, con il consigliere regionale, nonché coordinatore regionale del partito Fratelli d'Italia Sergio Berlato, dal punto di vista tecnico-legislativo. La mia attività è consistita nella redazione di provvedimenti come mozioni, interrogazioni, progetti di legge. Successivamente ho avuto un incarico come presidente di una società regionale che si chiama appunto Sistemi Territoriali SPA e attualmente sono assessora alla trasparenza e anticorruzione per il Comune di Vicenza. Questa è la mia attività. Ma cosa vuol dire in pratica assessore alla trasparenza? Allora, l'assessorato all'anticorruzione e alla trasparenza, l'assessorato è alla trasparenza, è un assessorato diciamo nuovo, perché non tutti i comuni hanno la fortuna di avere, io dico, questo assessorato. Perché? È un assessorato importante perché chiaramente affrontiamo tematiche come quella appunto della trasparenza e dell'anticorruzione. Noi sappiamo che all'interno di ogni comune c'è già un pilastro diciamo del comune che è la funzione che viene svolta dal cosiddetto del segretario generale. Ebbene, accanto al segretario generale che si occupa di anticorruzione perché deve garantire il rispetto della normativa sull'appunto anticorruzione e sulla trasparenza, l'assessore alla trasparenza si coordina con il segretario generale. Benissimo, va bene, tutto chiaro. Approfondiremo, grazie dottoressa. Simone Borira, anche lei fa il professore universitario. Sì. So che recentemente ha scritto un altro libro, uno dei suoi libri. Il sesto libro, ecco. sì. Prima che le chiedo che cosa pensano di lei i suoi alunni, magari se si vuole presentare un po'. No, guardi, allora, penso insomma di essere una persona gradita ai miei studenti, tutto sommato. Io insegno antropologia della violenza, sono antropologo, criminologo, linguista e sono direttore del Dipartimento di Scienze di Mediazione Linguistica Interculturale di CIELS di Padova. Mi occupo fondamentalmente di tematiche relative ai conflitti culturali, ai processi migratori, integrazione, inclusione e reati culturalmente orientati, cioè tutte quelle condotte violente e devianti motivate soprattutto non da un quadro personologico complesso o psicopatologie, ma da una cultura che sostiene, promuove eventuali condotte violente. Cioè, tipo la interrompo, cioè quindi, delitti d'onore, femminicidi, esattamente. Vengo da una regione dove si fanno certi delitti, vengo in Italia e continuo a pensare che... Più o meno così, più o meno così. Benissimo. Questa è la nuova nomenclatura di reati culturalmente orientati, quindi io mi occupo essenzialmente di questo, avendo anche poi una funzione da pochi anni anche di direzione. È chiaro che mi devo spostare anche su ambiti di gestione, di organizzazione di risorse del personale. Per quanto riguarda la mia esperienza invece politica, io sono stato candidato sindaco al comune di Padova, non eletto, e ho avuto un incarico ugualmente come presidente dell'8ª commissione in comune a Padova fino a pochi mesi fa, fino a 2 mesi fa. In questo caso ero presidente della commissione bilancio, trasparenza, anticorruzione e risorse umane. Quindi nella commissione bilancio chiaramente passava qualsiasi delibera, qualsiasi atto ovviamente che fosse licenziato dalla giunta. E diciamo sono stato appunto portavoce per il comune di Padova, ovviamente in quanto nel partito che io in un qualche modo questa sera rappresento, che ha una carica elettiva, diviene poi portavoce, perché noi non parliamo di segretari, parliamo essenzialmente di portavoce, no? E per il comune di Padova, prego? Hai detto già partito, però mi ha fatto piacere. Beh, e mi fa piacere anche che ci sia un'evoluzione, ecco, questo va detto. E questa è la mia esperienza politica, insomma. Benissimo, grazie. Parliamo invece con Rodeghiero. Rodeghiero, lei ha già candidato sindaco di Fontanina, ma ha già fatto il sindaco, mi pare, oppure la prima? Sì, no, la mia formazione politica parte dai primi anni 90, sono stato già sindaco, ho fatto 17 anni in amministrazione nel comune di Enego come assessore prima, capogruppo consigliare, poi sindaco e vicepresidente del consiglio della comunità montana in 7 comuni. Abito a Fontaniva da tanti anni, dal 97, e la mia famiglia è lì e adesso sono candidato sindaco al comune di Fontaniva per una lista civica. Io
sono della Lega, sono militante Lega da tanti anni e attualmente ricopro una carica come consigliere delegato in Agegas e PS Amga fino a fine di questo mese, fino al 30 di questo mese. Quindi l'esperienza dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista locale, è un'esperienza che parte da lunga data. E l'impegno è quello di portare avanti dei progetti che siano concreti per il territorio e soprattutto utili per il territorio. Cosa vuol dire? Il nostro programma, come le nostre iniziative, come la nostra persona, e siamo un gruppo di persone ben affiatate, ben amalgamate, sono pragmatiche, che vogliono realizzare delle opere e concretizzare dei servizi che servono al Paese. E quindi la forza e soprattutto lo studio insieme che abbiamo fatto in questi ultimi mesi per progettare questo programma ha avuto questa finalità. Sono contento perché è una squadra molto ben affiatata, con grandi competenze, anche una continuità con il sindaco che già... Bene, approfondiremo, però le chiedo qual è la cosa, cioè il giudizio degli altri, quanto conta per lei? Il giudizio degli altri è importante, è importantissimo perché segna una soglia di verifica su quello che viene fatto, quindi è giusto analizzarlo, capirlo e soprattutto avere la misura se quello che si fa va bene o se deve essere modificato o addirittura cambiato. Benissimo, grazie ancora Rodriguez con questa breve presentazione. Ecco, invece adesso andiamo all'onorevole Caon. C'è la possibilità per lei di presentarsi, sia piacere, prego. Sono l'onorevole Roberto Caon, sono stato operaio per tanti anni, poi a 20 anni e 6 mesi mi sono messo in proprio, ne ho 56, ho ancora partite IVA e ho sempre fatto, diciamo, piccola, media e anche grande impresa con varie società che si occupano sulla metalmeccanica e il commercio di materiali ferrosi. Nel 2007 divento consigliere comunale con delega alla sicurezza e alle ditte da vendita, poi faccio il consigliere normale senza deleghe al comune di Vigonza, 23.000 abitanti, uno dei più grossi comuni, anzi dopo Albignasio il comune più grosso della provincia di Padova. Nel 2013 vengo candidato a diventare parlamentare, passo il 2013 e mi vengo ricandidato nel 2018 e sono ritornato alla Camera dei Deputati. Sono in Commissione Agricoltura già dalla scorsa legislatura e ho continuato anche in questa. Benissimo, se dovessi chiedere un pregio e un difetto suo personale, cosa ci racconterebbe? Pregio pragmatico, difetto forse troppo buono. Benissimo, perché lei dice che è un difetto adesso essere buoni? Ma in certi casi non paga. Va bene, approfondiremo allora, onorevole. Benissimo, ecco, direi che allora dopo questa brevissima presentazione sicuramente possiamo partire con la pubblicità, però rimanete incollati al televisore perché adesso entriamo nel vivo della trasmissione. A dopo. Milano Ottica Vittoria, centro contattologia. Occhiali e prodotti delle migliori marche. Garantiamo un risparmio fino a metà prezzo. Lenti da vista. Una lente la regaliamo noi.
Bene, eccoci di nuovo in diretta, sono le 21:17. Grazie al nostro regista Marco e al nostro operatore di camera Eros. Claudio Beltramello, dottore, approfitto delle sue competenze per capire un po' di più su quello che sta succedendo in Veneto per la sanità. Allora, siamo in una situazione molto particolare, perché il Veneto sicuramente ha la storia di una sanità molto forte, con un'integrazione tra ospedale e territorio sia sociale che sanitario, e abbiamo fatto scuola, sicuramente siamo un punto di riferimento. Tuttavia, le ultime scelte della Regione sembrano voler mettere in discussione questo sistema. Il piano sociosanitario regionale recentemente approvato di fatto mette in discussione l'integrazione tra il sociale e il sanitario nel territorio, quando invece sempre di più i bisogni sociali e sanitari si interfacciano. C'è una preoccupante fuga di personale sanitario che già è scarsissimo, perché il clima in Veneto è diventato un clima un pochino da caserma. Le ultime schede ospedaliere hanno ulteriormente tagliato posti letto negli ospedali pubblici a favore di un aumento dei posti letto negli ospedali privati accreditati. Ci sono state in Veneto, appunto, con queste schede delle scelte non spiegabili, se non con le lobby di interessi dei politici più forti di una provincia, di una zona rispetto ad un'altra. In questo modo si sta, secondo me, ma voglio dire è un parere non solo personale, è un'analisi oggettiva, si sta depauperando un patrimonio preziosissimo, perché la sanità è uno degli elementi chiave di una società civile, la sanità pubblica, e sinceramente le ultime scelte che sono state fatte negli ultimi anni stanno distruggendo il sistema. Non è possibile che, se in Veneto, come viene detto, adesso apriamo un po' la polemica, dalla Lega che governa questa regione, va tutto bene, abbiamo il tasso di fuga dei medici più alto d'Italia o tra i più alti d'Italia dal sistema pubblico. Cioè, questo solo elemento dovrebbe dire allarme rosso, perché non c'è solo un problema che nel mercato, purtroppo nella società, non abbiamo medici disoccupati, mancano medici, c'è stata una errata programmazione, ma invece di in qualche modo avere un sistema per valorizzarli, per farli crescere, per in qualche modo farli sentire fondamentali come sono, abbiamo questo clima in cui devi stare zitto, lavorare a testa bassa, e se dici non sono d'accordo vieni penalizzato. A questo punto uno dice grazie, arrivederci, nel privato ho un sacco di offerte, guadagno di più, allora la mia motivazione etica a rimanere nel pubblico, fino a che la mia vita non diventa disperante, poi vabbè, prevale la mia vita ed è umano che sia così. Allora su questo, le ultime scelte, poi possiamo entrare molto nel tecnico, stanno penalizzando anche queste USL enormi che sono state fatte, stanno creando che cosa? Un distaccamento sempre di più dai livelli di potere, per cui un caposala, un primario, si trova che per avere delle risposte i tempi si allungano, le difficoltà comunicative per parlare con chi prende le decisioni, devo aspettare dei mesi, c'è sempre un rimpallo. Poi è stata fondata l'azienda Zero che doveva risolvere tutti i problemi e invece è diventato l'imbuto di tutti gli appalti e di tutte le scelte, e quindi in questo modo io dico sempre attenzione, perché noi avevamo una Ferrari, ancora l'involucro della Ferrari è lì, però inizi a non fare più una manutenzione, i freni non funzionano bene, il volante non è calibrato, e cioè ci stiamo schiantando a 250 all'ora contro un muro di cemento armato. Dottore, le faccio una domanda, poi rimane solo un minuto. Io ho fatto una trasmissione dedicata alla sanità a metà aprile, e a proposito di questo uno degli ospiti ha detto sì, però siccome il piano sanitario è fatto a livello nazionale, dove la maggior parte delle regioni sono del PD, siamo stati obbligati a svolgere questo tipo di correzioni. No, allora, intanto la delega, cioè sulla sanità, alle regioni è pressoché totale, quindi ci sono alcune normative, nella fattispecie quella che ha guidato le ultime scelte delle schede, per esempio, è il DM70,
che pone dei limiti, tipo del numero di posti letto per 1000 abitanti, che dà delle indicazioni sulla tipologia di ospedale, da ospedale di primo, secondo e terzo livello. Però le scelte sulla sanità, scusate, ma sono della Regione quelle che definiscono l'assetto, il numero di USL, che tipologia di ospedali, quanti primariati, queste cose qui da parte dello Stato proprio... ridotto, va bene, dottore, devo interrompere, abbiamo dato quindi 5 minuti. Grazie. Allora, dottor, devo mettere in evidenza, almeno io, il mio punto di vista su molte cose. Allora, facciamo un excursus di qual è la situazione a livello politico. Allora, il PD in un certo senso lo vedo molto orientato sempre su temi un po' all'antifascismo, prendiamo più migranti, lo ius soli, quindi argomenti anche un po' datati. I 5 Stelle no TAV, no qua il reddito di cittadinanza. La Lega un po' che non si riesce a smarcare sul discorso dell'autonomia. Invece sembra che il Fratelli d'Italia sia l'unico partito, e mi sembra un paradosso, che si stia occupando veramente del sociale, cioè che sta puntando a evidenziare quelli che sono i problemi delle famiglie che devono avere i figli, della dignità del lavoro. Mi sembra un paradosso, cioè che alla fine un partito, diciamo, che ha comunque una forbice da un 5-7%, metta finalmente in rilievo problemi dell'Italia. Questa è esattamente la fotografia della nostra realtà in Italia. Noi, grazie a purtroppo a una legge elettorale sbagliata, perché se avessimo avuto il premio di maggioranza sicuramente non avremmo avuto un governo costituito da Lega e 5 Stelle. Perché dico questo? Perché Lega e 5 Stelle sono legati in un contratto che sta dando purtroppo dei risultati abbastanza negativi per il nostro Paese. Non sta dando risposte concrete ai cittadini. Perché? Perché si tratta di un contratto tra due entità che hanno un approccio ideologico assolutamente in antitesi, l'uno opposto all'altro, e quindi va da sé che tutti quei provvedimenti che dovevano essere varati a favore dei cittadini italiani per migliorare le condizioni dei cittadini italiani non hanno portato un gran risultato. Parliamo ad esempio del reddito di cittadinanza. Noi sicuramente come Fratelli d'Italia siamo a favore delle categorie più deboli, come per esempio i disabili o quant'altro, persone che hanno magari una difficoltà anche nell'avere un lavoro, eccetera. Però questo governo in questo momento ha varato un provvedimento senza fare un distinguo che era necessario fare tra misure sulla povertà e misure per facilitare l'ingresso nell'ambito appunto lavorativo, soprattutto per tanti giovani, senza poi disattendere il fatto che il problema del lavoro in questo Paese non riguarda solo i giovani, purtroppo, perché tanti giovani fanno un percorso formativo, studiano, fanno università e non hanno concretezza, non hanno futuro, non riescono a trovare lavoro. Ma il dramma in questo momento, in questo Paese, è che uomini e donne dall'età tra i 40 e i 50 anni non hanno un'attività lavorativa fissa, non hanno un posto fisso, non hanno un lavoro che possa garantire loro una sopravvivenza dignitosa. Ad esempio, se parliamo nell'ambito della giustizia, vi faccio questo esempio, molti cittadini, c'è molta disinformazione per esempio su questo tema, sulle condizioni della giustizia in Italia. Noi abbiamo una categoria di lavoratori, sono i cosiddetti magistrati onorari. I magistrati onorari si distinguono dai togati di carriera perché è una figura che è nata a far data nel 1998, quando il legislatore ha detto: bene, siccome non ci sono abbastanza magistrati in Italia, inventiamoci questa figura del cosiddetto magistrato onorario, che è nato come un supplente, perché inizialmente doveva espletare questa funzione per massimo 3 anni, per 3 anni e poi un rinnovo di altri 3. Mentre invece tutti i governi che si sono succeduti nel tempo hanno, invece di risolvere la condizione lavorativa di questi soggetti, che di fatto sono pagati e retribuiti, pensate un po', a cottimo, a 98 euro ad udienza, significa che se tu entri in aula penale e per svolgere la funzione di pubblico ministero dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, lo Stato ti paga, pensate un po', 98 euro lordi stiamo parlando.
senza pensare che queste persone non hanno tutele previdenziali, non hanno tutele assistenziali, sono come se fossero dei lavoratori in nero all'interno dello Stato, e questo è gravissimo. È grave che dentro la macchina della giustizia ci siano lavoratori non in regola. Ebbene, queste persone sono rimaste ad espletare la loro funzione o da giudice onorario o da pubblico ministero onorario in queste condizioni. Sono persone che hanno ricevuto una formazione, hanno imparato un mestiere, e i governi che si sono succeduti non hanno mai fatto una riforma a favore di queste categorie di persone. Anzi, il ministro Orlando, nella precedente legislatura, che cosa ha detto? Invece di risolvere la condizione lavorativa di queste persone, che meritavano uno stipendio come la nostra Costituzione garantisce a tutti i lavoratori italiani, e anche la tutela previdenziale e assistenziale, ha detto: sapete che c'è? Siccome siete circa 5.000 in questo paese, ci sono circa 5.000, pensate, magistrati onorari che hanno, ricordo, imparato questo mestiere, a fare il pubblico ministero, a fare il giudice di supporto, figura di supporto e magistrato togato. Sapete che c'è? Non riusciamo evidentemente a attuare una riforma a vostro favore. Dovete cercarvi un lavoro, un secondo lavoro. Ma secondo voi, un uomo o una donna che ha un'età compresa dai 40 ai 50 anni, come fa a trovare un secondo lavoro? E poi, quale datore di lavoro ti assume se hai già un precedente lavoro? Questa è la condizione della giustizia in Italia. Benissimo. Va bene, grazie. Lasciamo, avere superato per il minuto di intervento, quindi i suoi 5 minuti. Borile, 5 Stelle, prima parlando della presentazione, ho detto voi siete un po' contro tutto, contro la TAV, contro... No, è un approccio, mi perdoni, lei sa che io e lei su questo discutiamo animatamente sempre. Non è un approccio a tutto quanto, è un Io ogni volta poi spero, scusi l'interrompo, però spero che le cose cambino, però alla fine ci troviamo costretti, passano le settimane, però vedo che l'atteggiamento delle 5 Stelle è abbastanza... No, per nulla, perché tutto quello che era stato detto in campagna elettorale lo stiamo realizzando mediante un contratto sottoscritto da due forze politiche diverse, assolutamente diverse, con approcci e sensibilità diverse, con trascorsi diversi, con lotte politiche e con tematiche diverse. È vero, ci sono spesso anche degli approcci divergenti, ma se questo significa portare a casa risultati, ben venga. Perché comunque al di fuori di questo ultimo mese, che dal mio punto di vista c'è una dialettica anche elettorale che probabilmente anima anche le due forze politiche, noi dobbiamo riscontrare, dobbiamo mettere sul piatto determinati successi che sono stati anche portati a casa da questo governo, da queste due forze politiche. Lei prima discriminava il reddito di cittadinanza o comunque non lo riteneva una misura urgente o quantomeno necessaria per far ripartire l'economia. Non c'è ombra di dubbio che il reddito di cittadinanza non può rappresentare sicuramente un impulso detonante per quanto riguarda il motore. Su questo, guardi, lei sa che io ho un'onestà intellettuale nel dirlo, però anche dico una cosa, che in Italia comunque abbiamo delle fasce, una platea di soggetti che versavano nella totale indigenza, anche in Veneto. Guardate che in Veneto parliamo di 800.000 persone, attenzione, in Veneto, su una regione che fa 5-6 milioni di abitanti. Quindi introdurre una misura di sostegno a figure, a persone che comunque non erano in grado neanche di arrivare alla terza, alla seconda settimana, secondo me è stato un atto civile, di un paese civile. Uno potrebbe dire, ma è una norma che, per quanto civilmente possa essere giusto, perché nessuno è contrario nel dare una mano a una famiglia che non può neanche comprarsi le bistecche e la carne perché non ha i soldi per farlo. Certo, secondo me è una norma che andrebbe anche perfezionata. Ciò nonostante si parlava della differenza tra il reddito di cittadinanza e il REI, no? Cioè quella misura gestita direttamente dai comuni attraverso poi anche l'assessorato
al sociale, che aveva una mappatura e anche una vicinanza, presumo per chi ha lavorato anche in comune, nelle amministrazioni comunali, che consentiva un monitoraggio sicuramente anche più oculato. Non c'è ombra di dubbio. Secondo me l'input, il concept del reddito di cittadinanza potrebbe stare che quantomeno il reddito di cittadinanza dovrebbe in teoria stimolare in qualche modo anche il soggetto ad formarsi, a essere impegnato in lavori socialmente utili e quantomeno finalizzato ad un'occupazione. Ecco, questo dovrebbe essere l'obiettivo di questa manovra. Poi, al di fuori del reddito di cittadinanza, adesso stiamo lavorando anche su quello che è il salario minimo, che non sono delle invenzioni partorite dal Movimento 5 Stelle, sono dei dati che provengono dall'OCSE ai quali noi cerchiamo di adeguarci. Parlare di 800 euro, di 700 euro al mese, una persona che lavora, è sfruttamento, non è dignità. Cioè dobbiamo iniziare a riportare il lavoro, secondo me, al centro della dignità. Uno che non lavora è una persona che non riesce in un qualche modo ad affermarsi, una persona che sta male, una persona e lo Stato ha l'obbligo costituzionalmente di aiutare questi soggetti, chiunque, non solamente chi non lavora, fasce deboli, chiunque. Poi sono stati anche portati a casa dei risultati in termini anche di flussi migratori che si sono attenuati, questo dobbiamo dirlo assolutamente, vitalizi, pensioni d'oro, quindi io non vedo che siano delle manovre queste che hanno trovato disaccordo anche negli altri partiti, almeno ritengo tra i presenti, cioè tagliare i vitalizi, tagliare le pensioni d'oro, attenzione, chi ha versato 10 si ritrova con la pensione a 10, ma chi ha versato 2 non può avere una pensione pari a 10. Sono tutte discriminazioni che abbiamo cercato di mettere ordine, quindi non si può esprimere un giudizio nettamente negativo. Lei, e concludo, parlava prima della TAV. Allora, 28 sono i maxi cantieri presenti in Italia, solo uno era di competenza del Ministero dei Trasporti, perché poi è nata la leggenda che noi siamo quel partito che blocca i grandi cantieri. Beh, sappiate che su 28 maxi cantieri solo uno era di competenza del Ministero Benissimo. delle Infrastrutture. D'accordo, Questo, grazie. Allora, che è la TAV Lione-Torino. Torino. Sì, beh, questo è chiaro. Bene, approfondiremo ancora. Igor Rodeghiero, quindi candidato sindaco, cosa sta facendo questo ruolo così impegnativo? Perché si sa che mancano pochi giorni al 26, cosa sta facendo per il suo comune, per presentarsi, quali sono le iniziative? Sono molto curioso. Ma le iniziative sono state quelle di trasparenza dall'inizio. Come dicevo prima, noi abbiamo costituito un programma amministrativo partendo dal confronto con le persone, con la gente, con le attività produttive. L'abbiamo fatto dall'inizio proprio 5 mesi fa, quindi non abbiamo depositato il programma elettorale perché è un obbligo di legge il 26 di aprile o il 27 di aprile. L'abbiamo impostato con un ragionamento collettivo, con una democrazia partecipata con tutti i cittadini alle attività produttive e economiche, perché sia un'attività, sia un programma serio del territorio. Adesso stiamo presentando in tutti i 138 punti, in ogni serata che andiamo a fare nelle frazioni, nelle località del paese, confrontandoci con la gente, presentandoci e presentando il nostro programma in piena trasparenza, in piena serenità e onestà. Crediamo che questa sia la strada giusta e sarà anche il futuro, se avremo la fiducia dei cittadini, promuovere questi incontri per, come ho detto prima, non solo per portare a verifica di quello che stiamo facendo, ma soprattutto per andare anche a condividere assieme alle persone i progetti che stiamo portando avanti nelle singole località, perché crediamo che le cose possono anche trovare, giusto come ha detto prima lei, quando c'è qualcuno che può criticare o può anche produrre delle osservazioni, è giusto analizzarle, è giusto affrontarle, perché chi vive nel posto, chi vive nella frazione, chi vive in una certa realtà anche economica sa dare delle indicazioni che sono più opportune e ovviamente servono. Ancor più se dobbiamo pensare che gli investimenti hanno un carattere finanziario importante, quindi siccome sono soldi pubblici, soldi dei cittadini, vanno spesi bene e deve avere una finalità molto bene allargata, soprattutto una finalità futura del servizio e di utilità, altrimenti non serve a nulla.
Noi stiamo perseguendo questa strada e siamo convinti di fare il bene e quindi di fatto continueremo a fare così. Poi aggiungo anche che, come ho detto prima, c'è una continuità dell'attuale amministrazione di maggioranza presente nella mia squadra, quindi c'è un'esperienza da una parte già che prosegue e poi nuove forze. Mi permetta di dire una cosa, in questo frangente, soprattutto quando si parla di amministrazioni eccetera, abbiamo parlato di carattere generale, della nazionale, delle politiche eccetera, il comune è il front office dei problemi, il sindaco è il front office dei problemi reali, cioè della sanità, dai servizi, dalla sicurezza eccetera, quindi l'interfaccia con il politico di turno provinciale, regionale, nazionale è comunque il sindaco, comunque i consiglieri e assessori comunali eccetera. E quindi noi chiediamo assolutamente che deve esserci più coesione, più informazione e soprattutto più collaborazione, e mi riferisco soprattutto per chi si candida alle europee. L'Europa è un'Europa che deve servire ai popoli, è un'Europa che deve servire alle nazioni e ai cittadini e deve essere un'Europa vicina alle persone e soprattutto alle attività produttive e ai candidati. Nel mio caso, nel programma, abbiamo inserito anche la possibilità di aprire uno sportello per le attività produttive ai cittadini, per appoggiare e soprattutto per aiutare il perfezionamento e il confezionamento di progetti con la richiesta di contributi anche di carattere europeo. Perché? Perché ci sono fondi importanti e purtroppo la macchina amministrativa, l'informazione e tante volte anche la lungaggine di ricerca per la finalità di quel tipo di progetto è troppo lunga. Quindi deve esserci più avvicinamento perché le cose funzionino, deve essere equilibrio, quindi in tutti gli stati, non ci deve essere una prevalenza per uno Stato rispetto a un altro o regione rispetto a un'altra, ci deve essere un'informazione ben dettagliata che deve portare finalità all'aiuto alle imprese e ai cittadini, non solo con progetti ma anche con contributi. Bene, senta, come la concorrenza a Fontaniva come si sta muovendo? In generale, cioè, com'è la campagna politica aggressiva, vi state un po' punzecchiando? Ma guardi, io dico una cosa, ognuno fa la sua parte, noi non siamo mai scesi nella polemica, non è il mio carattere e a tutti anche i miei componenti di lista abbiamo sempre assunto una posizione moderata e mai di nessuna offesa. C'è chi fa discredito, ma io credo che il discredito sia frutto di non avere nessun tipo di consistenza nelle cose da proporre e soprattutto non si cresce una comunità con il discredito, non si cresce nulla con il discredito. Noi abbiamo seguito e stiamo seguendo una linea moderata delle cose che vogliamo fare, il nostro slogan, il nostro simbolo è insieme per fare con Igor Rodriero, candidato sindaco per Fontaniva, perché siamo tutte persone concrete che ha voglia di fare, facciamo, senza tanti discrediti, senza tante polemiche, ma solo con la voglia di fare e di realizzare. Benissimo, grazie. Le ho fatto questa osservazione, Rodrigo, perché io ho fatto una piccola rubrica che ho sui social che dura un paio di minuti, che si chiama Io la vedo così, e in ultime puntate, una delle ultime, ho proprio affrontato il problema del tipo di campagna elettorale, perché oggi c'è una propensione, parlo in generale, a disinteressarsi un po' dei problemi e a vedere solo l'agone politico, quindi la competizione con anche mezzi di profilo basso, come la maniera per emergere. Invece io credo che, siccome mi considero un esperto e sono un esperto di comunicazione, invece questa gente non sa invece che agendo in quella maniera si viene irrimediabilmente condannati, perché la gente oggi vuole concretezza, come ha detto lei, vuole capire, vuole avere un dialogo con... non si può dialogare dicendo ti denuncio, ti faccio, ti dico, eccetera. Quelle cose lì non servono a niente. Guardi Lodino, mi perdoni, io sono reduce dalla campagna elettorale ed è stata un'esperienza per quanto mi riguarda complicata e difficile. Io ricevetti anche delle minacce di morte, cioè durante la mia campagna, quindi ricevevo insulti tramite web, cioè è stata un'esperienza che non so se francamente dovessi accettare nuovamente una nuova candidatura come amministratore, quindi come sindaco, perché la mia esperienza veramente è stata anche a tratti traumatica da questo punto di vista. Ecco, è un peccato perché comunque alla fine si perde il senso della realtà. Dobbiamo passare, poi avremo modo di approfondire ancora. Lasciamo lo spazio all'onorevole
Caon, onorevole, Forza Italia sembra un po' nella, diciamo, come dire, in prima pagina, a parte il fatto, diciamo, del malessere dei Berlusconi di qualche giorno fa, però alla fine c'è una fuoriuscita di alcune persone che hanno preferito abbandonare il partito per dirottare su altri partiti, però io vedo sempre Berlusconi in prima linea, perché si sa che Berlusconi in campagna elettorale dà il massimo di sé. Quindi volevo un po' sapere le prospettive secondo lei di Forza Italia, diciamo dal 27 maggio in poi. Beh, se sapessi cosa succede il 27 maggio sarei ricco, perché al Totocalcio vincerei tutte le settimane. Non so neanche se il Totocalcio esiste ancora, tra l'altro. Diciamo che ogni partito, ogni tot d'anni c'è una rivoluzione. Forza Italia diciamo che sta avendo questa diciamo, cambiamento, e io sono convinto che questo cambiamento porti solo del bene, perché ho visto in tanti partiti che quando si è rigenerato si è autorigenerato da solo. Chi vuole rimanere da una parte rimane, chi vuole andare via. È una questione di coscienza politica. È una coscienza, cioè se uno non si sente più stare in un partito è giusto che cambi. Non vedo tutti questi problemi. La interrompo un attimo, mi ricordo una frase di Berlusconi che ha detto sì, in effetti andate pure via, perché tanto dopo, quando andate in altri partiti, le persone non contano più nulla. È stata una frecciata abbastanza velenosa. È sempre difficile cambiare partito, e ci si può anche rimettere la salute, come nel mio caso, però è una questione di prendere delle decisioni. Come il popolo cambia repentinamente il voto, anche il politico, secondo me, deve avere la possibilità che, se una cosa non gli sta più bene, di avere la possibilità di cambiare. Ma detto questo, io sono convinto che Forza Italia farà un buon risultato, e senza Forza Italia il centrodestra non esisterebbe. Se i cittadini oggi vedono un governo un po' rissoso tra di loro, vedono un po' di confusione, che esiste, perché insomma è negli occhi di tutti che questo governo ha un po' di confusione internamente, se vogliono ritornare a essere governati dal centrodestra, senza Forza Italia, senza dare a Forza Italia la forza, non si potrà avere un governo di centrodestra. Questa è la base. È il collante, Forza Italia è il collante di questo centrodestra, che magari ha anche qualche anno, però vediamo in ogni votazione locale, dove c'è il centrodestra unito si vince, dove c'è il centrodestra disunito, che non omogeneo, non assieme, si perde. Salvini ha voluto fare la prova fare qualche esperienza in qualche regione, in qualche paese, e l'ha pagata cara. Adesso vediamo con le prossime amministrazioni, con le prossime amministrative, perciò sotto quell'aspetto io sono sereno, perché, ripeto, la gente ha capito che bisognerà voltare pagina prima o poi, non si può andare avanti con un governo che litiga su tutto. È vero che siamo in campagna elettorale, ma non è neanche giusto che il danneggiato sia il popolo, perché se due forze politiche non vanno d'accordo o cercano di portarsi a casa quel pezzo di elettorato creandosi questa bagarre, alla fine paga il popolo, perché se lo spread mi va a 280, 290 come ieri, alla fine paga il popolo, c'è poco da fare. Sono state anche fatte una manovra, diciamo così, per investire più che altro sull'elettorato. Sono delle manovre che la campagna elettorale magari costa poco, costa molto al popolo, perché se poi io devo promettere, devo mantenere in tutti i costi, sforando o creando i presupposti di non fare i giusti investimenti durante la legge finanziaria per il proprio Stato, per il proprio, diciamo, nazione, automaticamente l'azione si ferma. Noi stiamo subendo una contrazione diciamo mondiale, europea, e purtroppo siamo più danneggiati, come sempre. Non è detto che sia solo questo governo, ma purtroppo siamo stati messi da parte dai vari sistemi economici. Per dire, con l'America facciamo fatica a esportare andando avanti, perché Trump vuole metterci i dazi che andranno a finire sull'agroalimentare italiano. Perché? Un po' perché lui sta facendo un'altra politica nazionalista, chiamiamo così, che si guarda un po' più attorno.
Un po' perché a livello internazionale, a livello di esteri, politica estera, questo governo non ne ha indovinato una. Sostenere Maduro o andare fuori dal balcone di Palazzo Chigi come Evita Peron a festeggiare che è finita la povertà, perché hanno sforato, adesso invece dicono che sono i garanti del 3%. C'è una contraddizione mese dopo mese, perché se io vado fuori perché sono contento, perché ho sforato, perché levo la povertà in Italia, 2 mesi dopo, 3 mesi dopo divento il garante che non sforo più. Allora mettetevi d'accordo, è come quando volevano uscire dall'Europa. Sono 2 cose diverse. No, sono 2 cose mica tanto diverse. No, allora... Aspetta, che finisco, io non ho interrotto. E oltretutto dire mi mangio lo spread al mattino come colazione, non è che sia l'Europa quella che poi interviene, sono i mercati decidono se sei affidabile o non sei affidabile. Benissimo, dobbiamo interrompere ora perché così abbiamo purtroppo questo vincolo. Allora direi che adesso possiamo lanciare la pubblicità, Marco, perché dopo questi ultimi 10 minuti veramente li dedichiamo a entrare ancora più nel vivo e a raccontare più nel dettaglio le scelte politiche dei partiti. Alla prossima. Benissimo, eccoci ancora in diretta, 21:49, ringraziamo il nostro main sponsor Exo 01, ecco dietro di me diciamo il logo, un'agenzia che si occupa di comunicazione però in una maniera un po' diversa, non produzione di mezzi di comunicazione, non dire ti do un sito, ti do la grafica, ti do 1 chilo di Facebook e arrangiati caro imprenditore, noi invece al contrario analizzare le esigenze, condividere, vivere con l'imprenditore quali sono i suoi obiettivi e dopo trasformarli in mezzi di comunicazione. Il passaggio non è indifferente, ma si può fare veramente moltissimo e realizzare i sogni dell'imprenditore. Exo 01 è a Mirano, in provincia di Venezia. Bene, continuiamo allora la nostra rappresentazione. Beltramello, parliamo un po' del PD. Il PD, prima Caolo parlava del partito che si trasforma in Forza Italia, anche il PD un anno di... avete riempito le pagine dei giornali, segretario sì, segretario no, sì, no, uno l'altro, però l'Italia ha bisogno di una opposizione forte, perché senza opposizione secondo me c'è sempre il pericolo di manca la contrapposizione. Questa volta i sondaggi sono un po' in aumento, però poi vi imbarcate in queste forme un po' retro del discorso dei migranti di difesa a tutti i costi, dello ius soli. Queste cose insomma un po' i sondaggi vi tengono un po'. Qual è la linea che secondo lei dovrebbe avere il PD per rilanciarsi sul parterre nazionale? Credo che il PD debba continuare nell'ambito dell'approfondimento, cioè anche prima i colleghi parlavano di concretezza, cioè cosa vuol dire concretezza? Perché se io devo fare la casa io voglio un muratore concreto che me la tiri su, ma voglio che i calcoli me li abbia fatti un ingegnere, un geometra, dipende quanto è grande la casa, che voglio dire silenziosamente davanti al suo computer dice concretamente poi quanto debba esserci di ferro e di cosa. Allora il PD deve cercare di coniugare l'approfondimento imprescindibile, perché basta con la politica degli slogan, delle contraddizioni che sono state anche qui evidenziate, ogni giorno si può dire tutto, il contrario di tutto, si è super esperti di qualsiasi cosa solo perché si ricopre una carega, questa è una cosa indegna e il PD quindi deve coniugare l'approfondimento con però
poi saper arrivare alle persone dando soluzioni concrete migliori degli altri perché ha approfondito più degli altri. E quindi la lezione che dovremmo aver appreso è quello di arrivare fino in fondo, poi di tornare nel fango dopo aver approfondito. Forse abbiamo fatto l'errore che abbiamo approfondito troppo e siamo tornati poco nel fango a risolvere i problemi concreti delle persone. Però la nostra storia è forte, è una storia comunque di ascolto dei bisogni, di reciprocità, di aiuto, di inclusione. Dal punto di vista economico sicuramente negli anni in cui abbiamo governato le cose funzionavano molto meglio di come stanno andando adesso, dove tutti quelli che danno giudizi sull'Italia dal punto di vista macroeconomico ci mettono tutti in allarme rosso. E se non ci interessano i giudizi delle agenzie di rating, non ci interessano i giudizi dell'Europa, basta guardare i capitali privati degli imprenditori, stanno tutti fuggendo dall'Italia, siamo in stagnazione completa, quindi sì, se questa concretezza vuol dire fare le cose a caso, forse allora il PD orgogliosamente dice facciamo le cose ben pensate e questa volta arriviamo però fino in fondo facendoci capire. Scusi, quando arriva il suo turno, perché dobbiamo rispettare non si preoccupi, si tenga. Anche il reddito di cittadinanza. Devo interrompere perché abbiamo superato già. Va bene. Dottoressa Dotto, per quale motivo i suoi elettori dovrebbero votarla? Vediamo un po' di approfondire anche gli aspetti europeisti. Sì, allora io provengo da un mondo che è quello della giustizia. Ho sempre avuto molta sfiducia nel mondo del mondo della politica. Mi sono ricreduta perché ho avuto la possibilità di conoscere comunque persone che fanno politica da tanti anni e che, ad esempio, in campagna elettorale, invece di fare 1000 promesse che poi non si mantengono, rendono edotti i cittadini di ciò che hanno fatto. Ecco, io credo che in Fratelli d'Italia, per esempio, il nostro partito, abbiamo donne e uomini che, oltre a dire di credere fermamente in principi, valori fondamentali, quale ad esempio la giustizia, che per me è un valore sacrosanto e fondamentale, questa è la mia formazione, io ci credo veramente al valore della giustizia e della legalità, ci sono anche uomini e donne di partito che hanno la capacità di dimostrare non solo a parole ma con i fatti, con azioni quotidiane, di avere il coraggio di utilizzare quegli strumenti che la giustizia, che la legge ci offre, che sono la denuncia a querela o l'esposto. Mi spiego meglio. Quando un rappresentante dell'istituzione di qualsiasi livello, da quello comunale, da quello regionale a quello nazionale, si rende conto che ha di fronte una situazione poco chiara, ha il dovere sacrosanto di recarsi alla Procura della Repubblica per fare o l'esposto o la denuncia a querela. Questo perché? Perché il rappresentante dell'istituzione deve garantire la massima trasparenza e legalità nella macchina amministrativa e spesso questo non accade, tant'è che abbiamo avuto ultimamente soprattutto parecchi casi di fatti di corruzione, condotte penalmente rilevanti che riguardano alcuni politici, ma io lo dico anche in maniera, non dico politici che appartengono solo a determinati partiti, è un problema, quello, sto parlando del tema della corruzione di questo paese, questo è uno dei paesi purtroppo l'Italia più corrotte al mondo, più corrotte addirittura del Kuwait e del Ruanda. Allora dico, di fronte a questo scenario, di fronte a questa fotografia della realtà, visto che l'Italia è uno dei paesi più corrotti al mondo, perché la politica non ha mai affrontato seriamente questo problema attraverso l'emanazione di una normativa più stringente e che possa assicurare trasparenza nella macchina amministrativa? Io dico, il politico... Adesso dobbiamo interrompere perché siamo veramente agli ultimi secondi, se vuole proprio chiudere siamo... Sì, io dico che la politica, il politico deve dimostrare di essere dalla parte dei cittadini. Questo significa, quando tu rappresenti un'istituzione, a che fare con ingenti somme di denaro, risorse pubbliche, ricordiamo che sono soldi dei cittadini, che si sudano con gran fatica tutti i giorni. Bisogna garantire che questi soldi siano effettivamente spesi per i cittadini. Bene, grazie. Borile, se vuole rispondere all'osservazione di prima, volentieri, il suo momento. Allora, il collega invitava il governo a essere più concreto. Beh, io penso al PD in questo anno e mezzo di concreto che cosa abbia fatto. È stata un'opposizione latitante, non avevano un
presidente, un segretario, chiedo scusa, 10 mesi per nominare un segretario, e le proposte emerse dall'opposizione del PD erano quello dell'aumento dello stipendio dei parlamentari, se non sbaglio, poi ritirato, poi mi darà conferma eventualmente il collega di Forza Italia, e poi anche tutta una serie di salario minimo che è stato introdotto dal Movimento 5 Stelle. Quindi Zingaretti adesso nelle ultime 2 settimane dice proponiamo l'aumento del salario minimo, arriva in ritardo anche in questo caso perché è una proposta del Movimento 5 Stelle. Quindi guardi, io poi nel dire che è una situazione catastrofica, questo è un disco rotto. È un disco rotto che parte dall'opposizione. Perché? Sono aumentati i contratti stabili di lavoro. Produzione industriale, non lo dico io, lo dice l'Istat, attenzione, nel primo trimestre 2,7%. PIL 0,2, non è un dato eccessivo, ma dovevamo essere in recessione. Quindi stanno continuando a ridipingere una situazione che non è quella. Io capisco che questi soggetti devono fare opposizione, però è bene che facciano un'opposizione dal mio punto di vista costruttiva. Proponete delle cose sensate, giuste e concrete, e non in 12 mesi proporre il salario minimo quando è stato il 5 Stelle a farlo. Rodeghiero, abbiamo solo un minuto e mezzo, perché dovrebbero votare lei piuttosto che magari il 5 Stelle, visto che non so se c'è il 5 Stelle. No, sono liste civiche, quindi votare me, la mia lista, perché siamo una bella lista, una lista concreta, con un ottimo programma, fatto, come ho detto prima, e non voglio ripetermi, concreto di cosa da fare per Fontaniva. E il nostro SIVO si chiama Insieme per Fare, con Igor Rodeghiero, sindaco per Fontaniva, e chiediamo la fiducia di tutti i fontanivesi per realizzare questo progetto e essere al loro fianco sempre, adesso e anche dopo, per le loro esigenze e per dare di più e fare più bella Fontaniva, ma soprattutto aumentare la qualità della vita e ovviamente lavoro e economia. Sono i principi cardini del nostro programma, assieme ovviamente alla sicurezza e alla sanità, con i servizi, tant'è che abbiamo inserito dentro anche il nostro pilastro della sanità e del sociale, molto importante, partendo dai bebè, passando ai giovani, alle famiglie e agli anziani, con pasti a domicilio, infermiere a domicilio, centri specializzati nella cura anche di patologie particolari attraverso convenzioni particolari con la sanità, è una cosa importante. E legate poi dopo alle opere pubbliche che abbiamo messo in cantiere e in programmazione da farsi. Quindi noi chiediamo la fiducia ai cittadini di Fontaniva per riuscire a portare avanti questo progetto importante. Benissimo. Per Fontaniva. Grazie. Allora Caon, ho sentito Berlusconi che diceva non mi interessa l'Italia perché tanto io adesso sono concentrato per l'Europa, quindi a me interessa solo l'Europa, voglio essere eletto in Europa. Non può essere un po' una furbata per poi magari il 27 maggio ci ripensa, se le cose vanno in un certo modo e ritorna in pista anche in Italia? No, io ho avuto la fortuna proprio di parlare non tanto tempo fa, lui sta facendo una campagna elettorale anche tra virgolette personale perché vuole far vedere che è ritornato in pista e che insomma dopo tutti i problemi giudiziari che avevano creato, anche creando veramente, alzando il fango a fuori misura, far vedere che lui è ancora qua. D'altronde la Merkel è ammaccata, Sarkozy non c'è più, oggi lui può esprimere esattamente un punto di riferimento dentro il PPE e anche dentro l'Europa. Una cosa che non è mai successa. Se gli italiani ricontinuano a dar fiducia, questa volta veramente abbiamo la possibilità di mettere una persona che a livello internazionale e anche a livello di politica estera, ricordiamoci che è riuscito a far stringere la mano a Pratica di Mare in Italia, la mano tra Putin e Bush, una cosa che al giorno d'oggi neanche sappiamo di cosa sia la politica estera vera in Italia. Abbiamo un governo con delle politiche estere inesistenti, ripeto, votano Maduro e poi vogliono andare a braccetto con Trump, danno il 5G alla Cina senza sapere che internet ce l'ha dato l'America per un sacco di arance, che loro fanno 200 volte le arance che facciamo noi. Cioè, per quanto riguarda la politica estera, come dicevo prima, lasciamo perdere, perché questi qua sono dei ragazzotti che stanno improvvisando, stanno veramente improvvisando. Dovevano levare l'embargo c'è ancora, allora embargo ci rimane,
non riusciamo a esportare in America, in Cina sicuramente non è così facile esportare perché abbiamo anche noi delle aziende che lavorano con quel tipo di prodotto maturo. Ci va fuori la Brexit, perciò altri dazi, altre problematiche. Io da buon industriale dove devo esportare? Io chiedo a questo governo, che ci hanno messo in queste condizioni, dove devo portare la mia merce. È un problema importante. Ecco, prima che ci taglino devo ringraziare Claudio Beltramello, referente sanità e sociale Veneto Partito Democratico, Isabella Dotto, candidata alle Europee Fratelli d'Italia, assessore trasparenza Comune di Vicenza, Simone Borrile, Movimento 5 Stelle, Igor Rodeghiero, candidato sindaco Fontanina Padova per la Lega, l'onorevole Roberto Caon, Camera dei Deputati, Forza Italia. Buonasera a lei, Grazie buonasera a tutti. a tutti. Purtroppo la par condicio ci limita e alla prossima.